nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Buonasera a tutti, ci troviamo a Civitella San Paolo. Io sono William, ho 22 anni e niente, ormai da qualche anno lavoro nell'azienda di famiglia che si occupa di artigianato, faccio camicie su misura e camicie in serie, comunque queste cose qui. E niente, io mi sono buttato lì perché con il cuoco non ho avuto tanta fortuna e niente, adesso lavoro, faccio il camiciaio. Questa è una festa di paese, si chiama Borgo in Festa, e in pratica è una festa nata tramite delle associazioni, il sindaco e il vice sindaco, per rivalutare il nostro borgo. Anche perché in questi ultimi anni è stato molto sottovalutato. Poi ci sono anche molte persone partecipi in questa festa, tipo io con altri 3 amici faremo un chiosco di bevande, panini, se ci riusciamo anche granite. Allora adesso siamo qui in un altro vicoletto del paese e qui c'è una taverna con il nome Lo Scasato e adesso entreremo, vi presenterò i signori e vedremo quello che cosa stanno facendo. Allora loro sono i signori, i cuochi. Io sono Erneccio, Nicola. E ci volete spiegare magari quello che state facendo così? Giusto un'orientativa. Primo facciamo un sughettino leggero con basilico e pomodori freschi. Il secondo facciamo l'arista di maiale. Buona. Adesso siamo qui, sempre in un'altra parte dello Scasato, c'è una zona del borgo. Adesso vedremo le nostre signore del nostro paese che impastano la pasta a mano fatta in casa, come ho detto prima, le vecchie tradizioni che riprendono vita in queste feste. Prego, entriamo così diamo un'occhiata. Ciao, io sono Francesca. E io Daniela. Allora, Francesca e Daniela, ci spiegate su per giù com'è l'impasto, come avete lavorata? L'impasto si svolge così, praticamente ho fatto 10 uova, 1 chilo di farina e un bicchiere d'acqua. Ho messo la farina a fontanella, così praticamente, dopodiché ci ho messo le uova dentro con l'acqua e ho fatto un panetto come quello là. Una volta l'abbiamo tagliato e abbiamo usato la macchinetta per motivi, proprio perché quando ne devi fare tante andrebbe lo stennarello, però poi con la macchinetta si fa prima. L'abbiamo messa ad asciugare qui, queste listelle di pasta sfoglia, e dopo le stiamo tagliando e quello è il risultato finale. Adesso parliamo un pochino comunque sia dei giovani in questo paese, parliamo un po' di noi. Tutti pensano che comunque sia i giovani non si debbano interessare, o meglio, si interessino poco ai problemi del paese, niente, comunque sia quando si organizzano feste o comunque sia cose di questo genere, i ragazzi siano sempre nelle seconde linee, comunque sia non gli interessa, l'importante per loro è divertirsi e basta. Invece no. Però quando ci sono queste ricorrenze mi piace comunque essere partecipe e sentirmi parte comunque sia di una festa del paese, come questa che è una festa secondo me una delle più belle, perché Borgo in Festa comunque sia, vedi, si possono rivedere anche posti che magari non tutti i giorni vieni a vedere. Credo che sia una cosa bellissima quando i giovani comunque sia partecipano a queste cose, perché non c'è niente di più bello magari, ecco, di fare un giro per il borgo e magari vedere una vecchina che comunque sia ti racconta una cosa di tanti anni prima, quando io magari non c'ero, mi spiega una cosa, assaggiare una pasta fatta a mano da una signora che comunque sia non può essere mai come una pasta compra o cose del genere. E niente. Questa è la festa Borgo in Festa, è una festa giovane come stavamo dicendo prima, è il secondo anno che la facciamo, però credo che possa andare bene anche in anni futuri perché la gente partecipa a questa festa, è una festa che comunque è viva e quando si fa sentire nel paese e niente, poi il borgo ritorna in vita. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I... Adesso vi presento i ragazzi che
che collaborano con me a questo nostro chiosco. Chiosco Mottacchiorci. Chiosco Mottacchiorci, presentatevi. Antonio. Sergio. Francesco. Niente, ci conosciamo praticamente da quando eravamo bambini, proprio in fasce quasi. E niente, siamo cresciuti insieme e niente, noi ragazzi ci piace darci da fare per il nostro paese. Queste sono le prime salsicce della serata, quindi un attimo perché queste le butteremo sicuramente. Stiamo organizzando. Arriviamo, salsicce. Com'è se da squagliare? Com'è le bruciate più che altro? Le nostre salsicce. La chiusura di questa nostra giornata civitellese nel nostro borgo, vi chiedo gentilmente di essere presenti l'anno prossimo perché sarebbe una bella esperienza per voi e per noi avervi qui. Grazie. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No.